dare un momentino la parola al signor Qualizza, che è di Cividale del Friuli. Cividale del Friuli è noto per alcune cose che sono successe recentemente. Buonasera, Pietro Qualizza. Cividale Valle di Bertisone. Parlando di casi più o meno personali, un mese e mezzo fa è morto un mio amico perché all'ambulanza, che normalmente può impiegare 8 minuti per venire dalla Cividale, le vanno impiegato 40 minuti. Ha impiegato 40 minuti perché non c'era personale. Non si sente bene. Ha impiegato 40 minuti perché non c'era personale. Questo è uno dei tanti casi, non tutti i casi vengono alla luce. Dicevano i miei colleghi e amici di Gemona, di Trieste, è nato un movimento per la salute. Questo movimento noi vogliamo riprenderci alla sanità di tutti. Piccola parentesi, non dobbiamo essere egoisti perché non ci è toccato il problema, domani ci toccherà, magari un amico, magari un familiare, magari noi stessi. Quindi la sanità, è stato detto tante volte, è la cosa primaria, non dobbiamo dimenticarlo. Noi dobbiamo ringraziare Gemona, sono i primi che sono partiti, Cividale ha seguito a Roma, quindi se combattiamo per una cosa in cui crediamo sicuramente vinciamo. Trieste non ha problemi di essere chiuso l'ospedale, però problemi che vengono tolti in certi servizi. L'obiettivo principale di queste riforme, o meglio dire, di questa riforma, non è chiudere o aprire un ospedale, togliere un servizio a quell'ospedale là e privatizzare la sanità. Cosa significa privatizzare la sanità? Ci sarà una sanità pubblica dove si verrà curati, lasciamo perdere poco. Perché i soldi, non tutti sono fortunati, ci saranno delle cliniche, degli ospedali convenzionati, dove chi potrà pagare potrà essere curato. Non credo che questo sia giusto, non credo che questo sia onesto, non credo che questo sia uno spirito democratico. Quindi ci riprendiamo la sanità, non deleghiamo più nessuno, perché la sanità, come è stato detto, tocca a tutti, oggi noi, domani i nostri figli. Questo non lo dobbiamo dimenticare.